Sul scominciare an Joachim, figliose, re di Giude, gli sta dedita a Geremia da parte del Signore queste parole. Gli ha dite: il Signore mi dice così, fasiti una chiavecce e un iov e mettiti al torno al quel. Poi mandi ora anche al re di Edom, al re di Moab, al re dei figli di Ammon, al re di Tir e al re di Sidon, midian dai mes che vengono a Gerusalemme di Sedece, re di Giude. E tu ordeneras di dire ai loro parons: il Signore des Chiris, Dio di Israele, al dis così, urdisareis così ai vostri parons. Io ho fatto la terra, l'uomo e le bestie che sono sulla terra, con la mia grande forza e con il mio braccio tinduto, e gli date a quel che mi ha paruto a me. Come ho consegnato tutti questi stieris, te mans di Nabucodonosor, re di Babilonia, mio servitore. Per fin le bestie dal camp gli date a lui, perché li sdopri. Tutti le giernassis lo serviseranno, lui, Sofì e il figlio di Sofì, finché non arriverà il tempo in che per sottiere, e in che volte lo paroleranno giernassis potentis e gran res. E al succederà che giernassie o che ream che non volerà sta so di lui, di Nabucodonosor e di Babilonia, o che non volerà metti so quel so del Dio del re di Babilonia, io o vignerai a chiatà che giernassie con la spade, con la fan e con la peste, sentenza dal Signore, finché non juverai fracas midian di lui. Vuatris però, non stai talada ur dei vostri profetis, dei vostri strolix, dei vostri indovinins, dei vostri magos e dei vostri strions, di che us disin. Non stai a pleassi so dal re di Babilonia. Proprio che ilius profeti infalsetats, per faus lontanare le vostre chiere. Così io us dispierderai e olarei si rovine. Ma che giernassie che ammetterai so quel so dal Dio dal re di Babilonia e lo serviscerà, io lo faserà pensare in te sottiere, sentenze dal Signore, le lavorerà e viverà lì. Al re Sedecie, re di Giude, io gli hai fevelat proprio così, dicendo: pleait il vostri quel so dal Dio dal re di Babilonia e servilo, lui e il suo popolo, così io vivareis. Perché che vorresti morire di spade, di fan e di peste tu e il tuo popolo, come che l'ha fevelat il Signore, quintre di che giernassie che non vuol servire di Babilonia? Non stai ad ascoltare la parola dei profeti che us disin. Non stai a servire di Babilonia, perché che li us profeti infalsetati. Proprio non hai mandazione, sentenza dal Signore, e loro a profeti in taglio non rude falsetat, perché io dispierdi e ho seti fruciati, vuatris e che i profetis che us facin professis di che fate. Ai predis e a tutti che il popolo gli hai fevelat così. Il Signore al dis così: non stai ad ascoltare le paraulis dei vostri profetis che us profeti dicendo: ve il fornimento de chiese del Signore, a tornaran a portarlo qua in curte Babilonie, perché che lì us profeti infalsetat. Non stai ad ascoltare lo gran, serviti il re di Babilonia e vivereis. Perciò che queste città ed ridudici a una rovina. Se loro fossin propri profetis e se le parole del Signore fossero con loro, apreiressin il Signore dei Chiris perché il fornimento restat in te chiese del Signore e in te chiese del re di Giude in Gerusalemme non letti a Babilonia.
riguardo agli colonis, al mar di bronzo e ai ciocui e al fornimento ristati in queste città, che Nabucodonosor, re di Babilonia, non lo ha strafuito quando l'ha deportato da Gerusalemme, Jeconie, figlio Joachim, re di Giude. Il Signore dei Schiris ha discussi. Proprio il Signore dei Schiris, Dio di Israele, sul con del fornimento lasciate chiese dal Signore e ta chiese dal re di Giude in Gerusalemme, al discussi. Sarà portato in Babilonia e resterà 20 là, finché mai al dì che la rai a chiatalo, sentenze dal Signore, e che io facerai saltafur e tornai in Cheslu. In queste san, sul scominciata Ream de Sedecie, re di Giude, tal quartan, tal quin mes, alle succedut che Ananie, figlio di Azur, profeta di Gabaon, stanti in te chiese dal Signore, mi ha detto così, presince dai predis e di tutto il popolo. Il Signore dei Schiris, Dio di Israele, ha detto così, io ho crevi il Dio del re di Babilonia, anche modo Jans di tempo, e tornerai a portare in Chesluk tutto il fornimento di chiese del Signore, che le sta strafuito di Chesluk, Nabucodonosor, re di Babilonia, e lo ha portato a Babilonia. Anche Jeconie, figlio di Joachim, re di Giude, e tutti i deportati di Giude, che sono lazzi in Babilonia, io tornerai a menare in Chesluk, sentenze dal Signore, perché io crevi il Dio del re di Babilonia. Allora Geremia, il profeta, gli ha risponduto al profeta Ananie, presince dei predis e di tutto il popolo che era in chiesa del Signore. Alla dite dunque Geremia, il profeta, Amen, così al facerà il Signore. Il Signore al facerà arrivare in porto le speraulis che tu has ditis, tornando a menà in Chesluk, il fornimento di chiese del Signore e tutti i deportati di Babilonia. Però ti prei, ascolta queste parole che io sto per dire alle tue sorelle e alle sorelle di tutto il popolo. Profeti che sono stati prima di me e prima di te, anche molti timpanons, abbiamo profetato sul conto di tante stieris e di reans potenze, guerre, fam e peste. Il profeta che il profeta pas, quando la sua parola arriva in porto, non in che volte alle riconosciute sicur profeta mandato proprio dal Signore. Allora Anania, il profeta, ha chiappato il Dio dal quel di Geremia, il profeta, e lo ha crevato. Poi Anania, presince di tutto il popolo, ha detto così. Il Signore ha detto così. In queste maniere, tal gir di 2 anni, io ho creverai il Dio di Nabucodonosor, re di Babilonia, dal quel di che gernassie. Allora Geremia all'elat passò strade. Dopo che Anania, il profeta, aveva crevato il Dio dal quel di Geremia, il profeta, la parola del Signore gli è stata detta a Geremia così. Va e dici così a Anania. Il Signore ha detto così. Tu hai crevato un Dio di len, ma io o facerai in pen un Dio di fier. Proprio il Signore dei Schiris, Dio di Israele, ha detto così. O metterai sul quel di tutti gli gernassis che servissero Nabucodonosor, re di Babilonia, un Dio di fier e lo serviseranno. Perfin le bestie del campo la sassai consegnate a lui. Allora Geremia il profeta gli ha detto a Anania il profeta: ti prego ascoltami Anania, non ti ha mandato gran il Signore e tu hai fatto sperare che spopul in te falsetat.
per la quale il Signore al discussi. Vecchi cosoi, ti facerai sparire de face de tiere, tu maroràs proprio che stan, perché tu has predichiato una ribellione contro del Signore. E Anania il profeta alle morte giusto in che l'anno, tal setting mese.